La periferia in corsa per Venezia. Arrivano dalle aree più decentrate del Bellunese candidati targati Bard alle elezioni regionali. Sono il feltrino Andrea Bona e il falcadino Danilo Malmorada, gli autonomisti della lista Veneto Civico, a sostegno di Alessandra Moretti. Con loro anche il primo cittadino di Santo Stefano, Alessandra Buzzo. A dare forza alla campagna Bard, l'accordo con il governo per l'elettività della provincia. L'accordo nazionale è un accordo molto forte, è la prima volta che i bellunesi fanno un accordo prima delle elezioni e non dopo. Se non abbiamo rappresentatività diretta non possiamo confrontarci con Trento, Bolzano, il Tirolo e nemmeno con la regione Veneto in maniera efficace. Danilo Marmorada, vicepresidente Bard e presidente della Federazione dei Ladini Veneti, guarda alla tutela delle minoranze. In questa campagna mi spenderò anche per rappresentare quel che è questa identità particolare, queste comunità che ancora popolano l'Alto Bellunese. I Ladini e la montagna bellunese in particolare ha bisogno di autonomia anche per gestire e per salvaguardare e valorizzare questa identità particolare. Alessandra Buzzo, sindaco di Santo Stefano, ricorda che con il Bardo ha molti punti in comune, ma anche idee divergenti. Quello che ci unisce è la voglia di difendere il territorio. Sulla mia pelle sto vivendo la mancanza assolutamente di attenzione nei confronti della montagna, quel dover combattere tutti i giorni, non solo per ottenere qualcosa, ma per riuscire a mantenere quello che abbiamo. Ho scelto di cercare comunque, come ho sempre fatto, di dare testimonianza, di portare qualcosa alla nostra montagna. A benedire l'accordo, che dovrebbe riportare l'elettività al bellunese, arrivano i trentini e gli altoatesini. Ho partecipato all'incontro a Roma al Ministero degli Affari Regionali, mi sono impegnato in prima persona, commenta l'europarlamentare Herbert Dorfmann. I movimenti autonomisti come il Bard devono guardare ai risultati, con l'obiettivo di portare a casa il massimo beneficio possibile per la propria terra. Oggi a Belluno anche l'ex presidente della provincia autonoma di Trento, ora presidente del gruppo parlamentare Centro Democratico, Lorenzo Dell'Ai. Se i territori di montagna non possono più avere una loro rappresentazione istituzionale direttamente legata al consenso e alla volontà dei cittadini, perdono molto della propria identità e alla fine anche perdono la capacità di avere poteri, funzioni di autogoverno, per evitare lo spopolamento, per evitare la perdita anche del senso stesso dell'identità della comunità.